Benvenuti! Oggi è domenica 30 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:25. La luna sorge all'1:18 e cala alle 14:55. Il santo del giorno è Adolfo. Adolfo è un nome di origine latina che significa adornato, arricchito, sia in senso materiale che spirituale. Il 30 giugno il mondo celebra l'Asteroid Day, ovvero la giornata mondiale dedicata agli asteroidi. Questa giornata rappresenta un momento importante di informazione e sensibilizzazione sulla minaccia per il nostro pianeta rappresentata dagli asteroidi che popolano la galassia. In questo giorno quindi si organizzano eventi divulgativi in tutto il mondo, fruibili da qualsiasi angolo del pianeta grazie alla trasmissione via streaming sul portale dedicato all'iniziativa. Compie oggi 46 anni la ballerina palermitana Eleonora Abagnato. Appena undicenne fa il suo esordio televisivo in un programma condotto da Pippo Baudo. Nel 2007 il debutto come attrice nel film Il 7 e l'8 di Ficarra Picone, mentre nel 2009 conduce una serata del Festival di Sanremo accanto a Paolo Bonolis. 2 anni più tardi sposa il calciatore Federico Balzaretti. Buon compleanno anche all'attore napoletano Silvio Orlando, che oggi festeggia 67 anni. Partito dal teatro, ha lavorato nel cinema con registi come Nanni Moretti, Paolo Virzì, Michele Placido, Pupi Avati e Gabriele Salvatores. Memorabile il suo cardinale voiello nella serie di Paolo Sorrentino The Young Pope. Auguri infine al più grande nuotatore della storia, lo statunitense Michael Phelps. Per lui le candeline sono 39, 23 invece le medaglie d'oro alle Olimpiadi, 8 delle quali conquistate nella sola edizione di Pechino, un record per qualsiasi disciplina. Si è ritirato definitivamente nel 2016 pubblicando un videomessaggio su Facebook: "Il mio corpo ha dato tutto". La macchina imbottita di esplosivo era una Giulietta. Nell'attentato mafioso noto come strage di Ciaculli, una borgata agricola palermitana, il 30 giugno del 1963, persero la vita 7 uomini delle forze dell'ordine. Fu uno degli episodi più sanguinosi in Sicilia durante gli anni 60. È possibile produrre carburante da materiale organico? Si può fare e si tratta dei cosiddetti biocarburanti che si possono usare per alimentare attrezzature, edifici e molto altro. Il processo è rapido, efficiente e rispettoso dell'ambiente, poiché non produce scarti tossici e permette di dare una seconda vita e valorizzare le proprietà degli oli di scarto. Buona domenica ai 12. Oggi la composizione planetaria degli aspetti forma un trapezio nel cielo, ovvero la configurazione della resistenza. Vediamo a cosa i 12 vorranno resistere. Ariete, la luna oggi ancora presente nei vostri gradi vi chiede di resistere a tutta una serie di dubbi o di incertezze o di controllare bene la vostra emotività. Ci riuscirete come? Soprattutto perché comunque non sarete soli ma in compagnia. Cercate quindi di essere l'anima della festa, vi riesce meglio essere leader che non subire. Toro, la giornata di oggi è una giornata un po' emotiva per voi proprio perché la luna si pone in 12ª casa, risolverete in serata le questioni che hanno a che fare con qualche dubbio in amore. Se volete chiarimenti dal partner non avete che da chiedere, del resto quel Marte imperante con la sua passione vi danno più risposte di quante domande non possiate fare. Gemelli, la giornata di oggi prevede 2 splendidi trigoni di Plutone e di Urano sempre più vicino, il che innesca nel vostro cielo la voglia propulsiva di concretizzare. Oggi è una giornata ideale per scrivere su un foglio di carta tutti i progetti che avete in agenda per vivere una prossima splendida settimana. Cancro, la giornata di oggi
oggi è una giornata che prevede una luna un po' capricciosa ed è soprattutto con Mercurio che proprio non va d'accordo, proprio perché la vostra esuberanza affettiva a volte tralascia un po' di diplomazia, per cui qualcuno che vi ama vi chiederà di essere un po' più delicati nella comunicazione e negli affetti. Leone, la luna ancora oggi vi strizza l'occhio e tutti i pianeti che creano un po' di dubbi verranno comunque messi a tacere da una vostra voglia di essere apotropaici e di guardare avanti. Tutta una serie di progetti e di idee che vi frullano in mente saranno realizzabili se riuscirete a collaborare in team. Vergine, giornata oggi molto complessa, proprio perché la Luna, che si distanzia abbastanza dai vostri gradi, e Marte vi chiedono di agire senza una particolare garanzia e a voi creerà un po' un gap, un dubbio, un'incertezza, ma che supererete sempre perché tra l'aspettare e il decidere di compiere comunque un'azione, deciderete più per la seconda. Bilancia, giornata molto interessante proprio perché la luna è ancora in opposizione e quelle nostalgie bisogna dare un significato, per cui oggi proverete a parlare col cuore rispetto a partner, ad ex o a congiunti familiari a cui tenterete di fare capire le vostre ragioni, la vostra stanchezza e la vostra fragilità. Scorpione, una giornata oggi che vi lascia relativamente tranquilli. Oggi il vostro sistema di difesa funziona benissimo, per cui non temete confronti. Eppure una certa voglia di uscire e di vedere gente allegra e leggera sarà la dominante della giornata. Sagittario, una luna ancora di trigono che oggi in mattinata soprattutto vi dà energia, voglia di pranzare insieme agli amici e di pomeriggio di cullarvi in un dolce far niente, magari romanticamente, visto che sentite fortemente l'esigenza di vivervi la relazione col partner lontano dai riflettori della scena sociale. Capricorno, luna ancora di quadratura, è sempre comunque una domenica in cui ancora qualche dubbio, qualche incertezza vi potrebbero fare riflettere. Una mattinata un po' distratta ma che in serata promette di rilevare una certa concentrazione soprattutto nelle questioni affettive. Acquario, una luna oggi che in mattinata vi rende iperattivi ma che poi vi chiede di ottemperare a qualcosa che ha a che fare con la casa o con degli impegni familiari, casalinghi o domestici a cui non è comunque il caso di sottrarvi. Chi ha tempo non aspetti tempo. Pesci, giornata oggi che prevede i suggerimenti di una luna che seppure non vuole essere molto comunicativa a livello verbale, sarete bravi a utilizzare in una maniera affettiva. Puntate tutto infatti sulla vostra capacità di essere espressivi affettivamente e soprattutto il linguaggio degli sguardi oggi sarà la dominante della giornata. Milioni di alberi abbattuti e un bagliore visibile a 700 km di distanza. All'alba del 30 giugno del 1908 un'enorme esplosione devastò le sconfinate foreste della Siberia, probabilmente a causa della caduta di un grosso asteroide. Si tratta del più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente della Terra. Un modo di dire in inglese davvero curioso: "Don't teach your grandma to suck eggs", che tradotto alla lettera significa "non insegnare a tua nonna a succhiare le uova", ma in italiano abbiamo un equivalente molto più chiaro: "non insegnare a nuotare ai pesci". Questo significa semplicemente che non dovresti cercare di dare lezioni a qualcuno che ha più esperienza di te in un determinato campo. Quindi ricordatevi sempre di rispettare chi ne sa più di voi. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo di una figura straordinaria, la scrittrice George Sand. A soli 27 anni prese una decisione coraggiosa:
Cambiò il suo nome e da Aurore si ribattezzò George Sand. Nascondendo i suoi capelli e indossando giacca e pantaloni, si presentò al mondo come un uomo. Questa scelta nella Parigi del 1800 semplificò notevolmente la sua vita. Le sue biografie parlano di molte relazioni, tra cui quella con il compositore Chopin. Scrisse ben 143 tra romanzi e racconti. Nel panorama letterario dominato da figure maschili, George Sand fu l'unica donna scrittrice a raggiungere la fama, anche se per farlo dovette fingere di essere un uomo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. E quindi non siamo stati noi i primi a dirlo, ma comunque vi auguriamo di iniziare questa nuova giornata a testa alta. Voi ci trovate sempre qui domani per un nuovo appuntamento. Buona giornata!